ben ritrovati. Oggi vi parlo, ed è una recensione, della serie Penny Dreadful, che vi dicevo mi era stata consigliata da Nicola come serie da vedere dopo aver visto Breaking Bad. Dunque, Penny Dreadful è una serie horror. Il nome viene da dei opuscoli, dei fascicoli appunto che venivano pagati un penny, su cui venivano raccolte i diversi racconti dell'orrore che andarono molto in voga da Polidori in poi, soprattutto in Inghilterra, e poi appunto questa deriva noir avvolse anche tutta l'Europa. È una storia che mescola vampiri, licantropi, streghe, maghi, Satana e via dicendo. La prima puntata della prima serie devo dire che ho fatto un po' fatica a seguirla perché trovavo che zoppicasse e non in maniera che non si potesse tenere in considerazione. Poi piano piano la serie prende quota, anche perché è curioso e affascinante questa commistione di tutti i personaggi horror, diciamo horror, o comunque di una letteratura noir che va appunto da Mary Shelley a Oscar Wilde a Stevenson. Quindi noi abbiamo appunto il dottor Jekyll, abbiamo il dottor Frankenstein, abbiamo Dorian Gray, però le loro vicende si intrecciano e intrecciandosi inevitabilmente ovviamente si perde la coesione del tessuto narratologico anticipato, quindi vengono più presi come personaggi o come simboli, e piuttosto che riuscire a creare un racconto corale rispettando gli autori in precedenza. Ha comunque un suo fascino, c'è anche un grosso, molto più che grosso, un pesante accenno alla cultura spiritistica dell'epoca. Forse vi ricorderete di Houdini, appunto, che voleva sconfiggere tutta questa sorta di superstizione che avvolgeva il mondo spiritistico di quell'epoca. È un'epoca in cui ovviamente si sta introducendo nella vita quotidiana l'industrializzazione, la luce a gas, stanno cambiando i costumi e quindi anche la percezione dell'uomo e di se stesso. Quindi ovviamente più l'uomo si sente potente, più l'uomo fa conto col proprio lato oscuro e nasce la mitologia dei diversi mostri, delle diverse sfaccettature. Quindi vediamo, se voi pensate, il lupo mannaro non è tanto dissimile a Dorian Gray piuttosto che alla creatura di Frankenstein, piuttosto che a Mr. Hyde di Dr. Jekyll. C'è una similitudine, c'è un'inquietudine. Viene anche citato ovviamente Jack the Ripper, primo pluriomicida meno salito alla cronaca, con tutti i suoi retroscena che non si sa chi era, se c'era dietro una loggia massonica, se c'era dietro la salvaguardia del buon nome del principe, se c'era invece questo cerusico americano che prendeva gli uteri femminili per fare seri per la vigoria. Insomma, non si è mai ben saputo chi fosse questo personaggio inquietante, che viene citato anche in questo caso. L'ambientazione è molto bella, un'ambientazione vittoriana, a volte forse un po' ripetitiva, a volte forse con delle stranezze, proprio perché è strano che è una cena elegante, ad esempio nella Londra dei nobili si serva a tavola senza avere la tovaglia, basta vedere Downton Abbey o quel che resta del giorno per capire che è uno svarione, una cosa che non ci sta molto, non è proprio nella cultura dell'epoca. I costumi sono abbastanza belli, sono costumi molto più da teatro che sostanzialmente da cinema o da serie TV in cui il personaggio comunque deve avere un'evoluzione. Sono proprio il costume del personaggio, come un po' carnevalizi, no? Un po' macchiettistici. Non c'è mai, come succede a tutti noi, no? Che a seconda della giornata ci cambiamo e ci diamo qualcos'altro. Parliamo dell'interpretazione. L'interpretazione principale ovviamente è quella della protagonista, cioè di Eva Green, che dà un'interpretazione straordinaria
straordinaria su cui secondo me ci ha un po' campato la regia, nel senso che troppe volte noi l'abbiamo vista guardare in un certo modo e gridare e fare certi movimenti, insomma a un certo punto è un po' una bambola rotta che ripete lo stesso nastro. Sì, complimenti, quante volte l'abbiamo visto piangere, da un certo punto dacci un taglio, il finale diventa liberatorio per tutti noi. Secondo me, ecco, quello che è più interessante sono sicuramente Frankenstein e i rapporti con la barra le sue creature, perché è molto più qualcosa che c'è già dentro il romanzo, che noi troviamo ogni volta che comunque viene raccontata la storia di Frankenstein e la creatura. Qui viene sviluppata e come in una sorta di schizofrenia viene scissa in più sfaccettature, ed è sicuramente la dinamica narratologica più interessante. C'è una puntata che non si capisce, che è quella all'interno del manicomio, che a un certo punto sembra di stare vedendo di Pierre Cube, si sprofonda in una chiusura astratta. Dovrebbe essere una seduta di ipnosi, quindi ci sta la scatola come viene rappresentata, però è anche vero che un'intera puntata giocata con quel tema lì diventa un po', cioè è una roba teatrale, e rimane che appunto questa pesante impostazione teatrale noi la sentiamo, la percepiamo e la subiamo. C'è poco da fare, quindi ha delle lentezze, ha delle ripetizioni, l'interpretazione benché magistrale di molti degli attori è un'interpretazione che poi, come dire, nausea per quante volte viene riproposta. Sono personaggi non evolutivi, il dramma è sempre lo stesso, è un po' un Beautiful, fortunatamente di poche stagioni, in tinte noir in epoca vittoriana. Allora, perché vedere? Perché i costumi non sono male, anche l'ambientazione non è male. Se amate appunto quel tipo di romanzo vi divertirete molto, ma anche vi preavverto, vi arrabbierete parecchio. Perché non vederlo? Perché sono troppe puntate, perché è ripetitivo, perché alla fine, quando finalmente arriva Dracula, lì fa la fine del soufflé, casca su se stesso, proprio ed è uno dei personaggi sicuramente più potenti. Basti pensare il Dracula di Coppola, basti anche leggere una biografia di Vlad Tepes e renderci conto che è un personaggio complesso. Quando parli di Dracula tu parli di Vlad Tepes, e vederlo onestamente come il direttore, un imbalsamatore di un museo zoologico, no, cioè anche no. No, quindi abbiamo un tentativo di risalita, e poi quando, come succede in Beautiful, i personaggi lì usano attori differenti per diversi personaggi, qui usano lo stesso attore per differenti personaggi. Sembra una compagnia de provincia, che c'è lo stesso attore che fa 2 o 3 personaggi, e quindi vediamo una prima serie che fa fatica, poi prende qualcosa, poi una seconda serie che s'accartoccia su se stessa come un nido di insetti, e poi una terza serie che si sgonfia mostruosamente in maniera fantoziana, reinserendo personaggi ormai più che morti, carbonizzati, cercando di movimentare, mettendoci anche un po' di west, visto che gli americani avevano coprodotto insieme agli inglesi, cosa che ovviamente veramente tante difficoltà. C'è sempre lo stesso schema: è morto l'aiutante Sembeni del conte, allora deve essere introdotto un altro tipo di figura sempre così un po' esotica, e poi appunto c'è la drammatica personaggio di Dracula che è affascinante come un latticino scaduto. E quindi insomma, fate vobis, vedete, fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie per avermi visto. Se è la prima volta iscriviti, commentate, condividete, e alla prossima, ciao!